Rimasta coinvolta con altre 2 auto in un tamponamento a catena, è risultata guidare da mezzo secolo senza patente. È accaduto a Longhere di Vittorio Veneto, protagonista un'anziana di 77 anni di Pravis Domini in provincia di Pordenone. La pensionata non aveva mai conseguito il documento di guida e per 50 anni l'aveva evidentemente fatta franca, guidando imperterrita la macchina. Lunedì mattina però l'imprevisto. Al volante della sua Suzuki, l'anziana è rimasta coinvolta in un tamponamento con altre 2 vetture. Quando la polizia locale di Vittorio Veneto le ha chiesto la patente, ha spiegato di averla persa diversi anni fa. Ma non c'è voluto molto ai vigili urbani per scoprire la verità. Dagli archivi informativi non risulterebbe alcuna patente intestata alla 77enne. Non più un reato penale, solo un illecito amministrativo, ma alla pensionata è stata rifilata una sfilza di sanzioni per un ammontare complessivo di 5.110 euro, con contestuale fermo del veicolo. Lei resta decisa a chiarire: non è vero che non ho la patente, ha detto, andrò a Udine a dimostrarlo.